Una buona sera da Fogliano Re di Puglia. È una puntata direi molto speciale, in una giornata evidentemente unica, perché si celebra il 2 di novembre, si ricordano insomma i nostri defunti. Sono con Marta Lollis, che è la presidente della Proloco di Fogliano Re di Puglia, e ci troviamo in un luogo unico, perché rappresenta, buonasera Marta, che cosa? Buonasera a tutti. Allora, siamo all'interno della Regia Stazione di Re di Puglia, ex stazione ferroviaria, ora adibita appunto solo al passaggio merci, che venne realizzata però per poter ospitare i familiari dei caduti che erano sepolti a Re di Puglia, quindi per offrire la possibilità appunto di fare proprio delle visite al sito del Sacrario. Negli anni poi appunto la stazione cade in disuso come monumento, però nel 2013-2014, grazie ad una convenzione tra il Comune di Fogliano Re di Puglia e Ferrovie dello Stato, più devo dire investimenti pubblici e privati, è stato possibile riaprire appunto la stazione, visto il suo valore storico, ed è appunto sede attualmente del Museo Multimediale della Grande Guerra, dell'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica e nonché anche il centro appunto prenotazioni Grande Guerra del territorio, grazie a Turismo FVG. Che cosa vedremo questa sera? Allora, vedremo come funziona il Museo Multimediale. Questo è un progetto del 2013-2014 che adesso stiamo cercando di implementare con nuove applicazioni per renderlo sempre più al passo dei tempi, soprattutto perché noi lavoriamo in epoca pre-Covid con tutte le scuole del territorio italiano e anche estero, quindi il nostro obiettivo è di rendere sempre più fruibile il sito, perché solitamente si parte da qui per una parte più multimediale per passare poi alla visita vera e propria dei siti. Marta, che cosa ha ripreso fino adesso il nostro Paolo Bassi? Allora, noi abbiamo realizzato questa parte della stazione che appunto comprende sia un arredo originario, però anche delle nuove figure parlanti che grazie al multimediale possiamo vedere tramite un'app che si scarica in modo gratuito con il wifi presente all'interno della stazione, e le varie figure, dall'ardito al soldato, la croce rossina, abbiamo anche il Duca d'Aosta con il suo discorso originale, permettono di appunto ascoltare degli episodi dei racconti legati alla Grande Guerra. Ecco, noi mentre tu parli vedo com'è arredata questa sala. Quelle sono sedute originali. Esattamente, abbiamo mantenuto quello che abbiamo appunto trovato all'interno della stazione, originali varie cose, dai marmi ad esempio pregiati che furono utilizzati al tempo, perché ovviamente c'era poi la sala di prima classe, la sala di seconda classe, quindi appunto una stazione ferroviaria vera e propria che, nonostante appunto gli anni, parliamo degli anni 30, offriva però dei comfort di vario livello per appunto i passeggeri. Quanta gente è passata in questo sito? Allora, come museo del 2014, in epoca pre-Covid, parliamo di 100.000 presenze all'anno a Re di Puglia, quindi devo dire tutta un'attività di coordinamento, perché poi da qui si parte con gli esperti di Grande Guerra per le visite guidate su tutti i siti della Grande Guerra del territorio. Ecco, il nostro Paolo sta inquadrando l'austriaco, prima c'era il Duca, qui c'è una panchina un po' più grande, poco più sopra, qualcosa che esiste ancora. Sì, allora abbiamo degli appassionati che ci offrono delle testimonianze realizzate proprio appunto a livello artistico con materiale ritrovato sui campi di battaglia. Proprio qui alle spalle del Sacrario di Re di Puglia abbiamo le famose trincee che sono state ripristinate circa 20 anni fa dalla Proloco Fogliano Re di Puglia con i primi gruppi di volontari e che appunto hanno riportato alla luce testimonianze del luogo, come appunto la Dolina dei Bersaglieri, l'ospedale militare da campo. Ovviamente si spazia, ci sono anche citazioni e ricordi appunto legati al Monte San Michele. Ecco, vediamo quel crocifisso, perché evidentemente in trincea si pregava anche. Beh certo, per trovare conforto in quei momenti difficili sicuramente appunto si cercava conforto in quello che si poteva trovare, venivano soprattutto anche realizzati poi crocifissi, qualsiasi tipo di oggetto con materiale ritrovato sul posto, no? Anche qui poi si è sviluppato proprio un filone dell'arte legata alla Grande Guerra. Vedete, qui è stato allestito con intelligenza questa parte della Regia Stazione. Qui c'è un'altra figura mitica di quello che è il fronte di guerra, la croce rossina, il soldato, l'ardito. Che figure erano? Beh, figure significative, la Croce Rossina assieme alla portatrice carnica possiamo dire sono le due, e non voglio dimenticare anche le donne operaie però della Grande Guerra, perché è una figura di cui si parla poco, però quando gli uomini furono al fronte le donne appunto furono quelle che lavorarono nelle fabbriche, quindi sicuramente figure femminili forti, combattive, che fecero un lavoro molto duro anche legato appunto alle condizioni dei soldati al fronte.
Ecco, e qui vi siete adeguati, quindi questo è un sito che è accessibile a tutti. Sì, ne parleremo dopo, però noi puntiamo molto sull'inclusione, quindi siti accessibili veramente a tutti, multilingue, stiamo lavorando anche su un nuovo volantino informativo che verrà realizzato in 2 o 3 lingue, quindi un servizio sempre più di livello europeo e internazionale. C'è la Presidente della Proloco di Fogliano di Puglia, se vuoi menzionare anche le persone che ti affiancano. Assolutamente sì, tutto questo che non sarebbe possibile, quello che realizziamo anche lì a livello di eventi, con tutti i volontari che sono sempre a disposizione. Ricordiamoci che non siamo solo ufficio informazioni ed eventi e Grande Guerra, ma abbiamo anche la manutenzione del cimitero austro-ungarico, grazie alla convenzione con Onor Caduti Comune di Fogliano, e quindi appunto i nostri volontari si occupano della manutenzione del verde, del cimitero austro-ungarico, ma anche dell'area delle doline e delle trincee, e quindi è un grande lavoro che ci coinvolge. Abbiamo poi da marzo un nuovo direttivo. Ho il privilegio di essere presidente di questa associazione in cui lavoro dal 2014, grazie al mio storico presidente Franco Visintin, che diciamo mi ha formato proprio per questa attività lavorativa e che quindi porto sempre nel cuore. Ho un nuovo giovane vicepresidente, Ivan Bianchi, giornalista, Chiara Mauri, segretario, e tutto uno staff di volontari che va ad unire i volontari che c'erano prima con nuove figure più giovani. E allora il vicepresidente della Proloco di Fogliano Re di Puglia ha confezionato per noi 2 filmati. Non ci sono le parole, ma ci sono le immagini e c'è la musica. Vi propongo, quindi la lancio qui dalla Regia Stazione, il primo filmato che di fatto ci fa vedere il Sacrario di Re di Puglia dall'alto. Era il Sacrario dall'alto, con le immagini realizzate dal vicepresidente della Proloco Ivan Bianchi. Cristiana Pisano è il sindaco di Fogliano di Re di Puglia, di fatto porta la fascia tricolore da 3 anni ed è una fascia tricolore che probabilmente in un luogo così simbolico brilla ancora di più. Sono onorata di farlo proprio perché ci pregiamo di ospitare tutti questi siti della Grande Guerra, e in particolare il Sacrario, il Colle Sant'Elia. Abbiamo tante location, trincee e quant'altro, e quindi siamo veramente orgogliosi di questo. Ci sono tanti momenti di rappresentanza e di presenza, perché accogliamo spesso nel corso dell'anno varie pre-Covid, naturalmente, varie delegazioni di associazioni d'Arma, di altri comuni da tutta Italia, che hanno il piacere di passare di qua, visitare i nostri luoghi e anche portare il loro omaggio ai caduti che qua
riposano. Senta, la Presidente della Proloco faceva riferimento alle migliaia di visitatori. Qui ci sono 100.000 caduti e dall'apertura di questo museo ci sono stati 100.000 visitatori. Fogliano di Puglia quanti abitanti fa? Siamo intorno ai 3.000. Sì, siamo piccolini, ma in realtà siamo tanti, perché i ragazzi che giacciono, che riposano qua al Sacrario, per noi sono come dei fratelli, ne abbiamo grande rispetto, e tutta la comunità è molto come dire, affezionata ai luoghi. Tant'è vero che durante il periodo di chiusura per il restauro effettivamente la comunità telefonava, chiedeva per una prossima apertura, si sono molto interessati, e non soltanto la comunità evidentemente. Senta, quando tutte le volte che passa davanti al Sacrario, che pensiero fa? Beh, io faccio sempre il segno della croce, perché sono religiosa, diciamo, e penso che forse tutti questi ragazzi che sono caduti hanno dato la vita per un ideale di patria, sicuramente. Forse in altri tempi si sarebbe potuto evitare. Non so quanto sia stato utile, ma è andata in questo modo. Devo dire che se noi oggi siamo in questa situazione di libertà e di democrazia, effettivamente anche loro hanno contribuito molto ad ottenerla. Senta, questi sono, abbiamo parlato dei volontari che mandano avanti questa struttura. La vostra è una realtà ricca di associazioni. Sì, ne abbiamo molte, diciamo che comunque in vari ambiti, tra l'altro, ne abbiamo diverse anche per quello che riguarda l'aspetto sportivo, ma parlando della Proloco, la Proloco proprio è contemplata nello statuto del Comune di Fogliano di Puglia, è un'emanazione, diciamo, del comune, dell'amministrazione comunale, ed è il nostro braccio operativo, con tutte le iniziative e gli eventi che vengono proposti. Il Comune si appoggia per vari motivi alla Proloco, non da ultimo per la gestione per esempio del cimitero austro-ungarico, che è affidato appunto a Proloco per la manutenzione e il ripristino corrente. Ma non è solo quello, tutta la parte della Grande Guerra, che è una fetta importante delle iniziative culturali, degli eventi, è affidata a Proloco, che gestisce in modo direi impeccabile questo aspetto. Siamo in totale sinergia e collaborazione già da tanti anni, già anche con il presidente storico, che era Franco Visintin, ma in questi ultimi tempi tanto più con Marta Lollis, Ivan Bianchi e tutto il consiglio direttivo stiamo implementando questo tipo di collaborazione. Allora, io ringrazio il sindaco di Fogliano Re di Puglia, ma starà con noi per tutta la realizzazione di questa puntata. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi ci sposteremo in terza porzione della Regia Stazione di Fogliano, perché ad attenderci c'è la segretaria della Proloco. È giovane, molto giovane, ma ha le idee molto chiare di questo luogo, di questo sito, che è un volano per quello che è tutto il turismo di tipo militare e storico. Seconda parte dello scrigno, ve lo ricordo, siamo all'interno della Regia Stazione di Fogliano Re di Puglia, e questa è Chiara Mauri, è giovane, molto giovane, perché è un classe 96, è di fatto la segretaria della locale Proloco, e mi permetto di darti del tu, anche tu hai delle belle responsabilità qua dentro.
Sì, beh, diciamo che la parte più importante a livello di responsabilità ovviamente cade su presidente e vicepresidente. Io mi occupo prettamente dell'ufficio IAT, quindi la gestione insomma, delle escursioni, l'interazione col pubblico, come anche il presidente stesso. All'ufficio IAT abbiamo anche il museo multimediale, come è stato già parzialmente presentato dal presidente, c'è una parte con la realtà aumentata, quindi i personaggi che si possono vedere e parlare sul telefono, e poi c'è una parte con delle foto raccolte in base all'anno. Queste foto sono visibili tramite degli occhialini 3D, gli schermi appunto sono suddivisi tutti in base all'anno, dal 14 al 18, sotto ogni schermo c'è una descrizione di quello che è accaduto durante l'anno. Le stesse foto sono poi riportate su dei tablet consultabili insomma autonomamente, e sotto ogni foto c'è anche una descrizione di quello che è accaduto durante l'anno. Anche queste sono suddivise, sono scorrevoli e parlano di entrambi i fronti, non solo quello dalla parte italiana, non sono solo foto italiane, come troviamo poi anche la linea del tempo con sempre le foto suddivise in base all'anno. Senti Chiara, quando telefonano in questi periodi, che cosa chiedono gli utenti? Chiedono del sacrario, se è stato riaperto. Noi con molta gioia diciamo che dal 14 agosto è stato riaperto, quindi è già un bel po' di tempo che è gran parte visitabile. Cosa si può visitare? Molti anche chiedono la ricerca dei caduti, quindi di alcuni nonni, bisnonni che sono caduti durante la guerra e vogliono sapere dove sono sepolti, come sono morti, dove sono morti, e noi attraverso dei siti specifici e attraverso anche l'aiuto degli esperti Grande Guerra riusciamo a risalire gran parte delle volte. Paolo sta riprendendo questo poster dove c'è tutto su Luigi Cadorna. Prima riprendeva queste immagini che scorrono in questo rettangolo che di fatto ritrae la prima pagina del Corriere della Sera, 21 maggio 1915. L'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Una nota italiana alle potenze, lo Stato Maggiore parte per il campo. È l'inizio, scrive il Corriere della Sera, del logoramento, la nuova guerra in cui le armi moderne favoriscono nettamente la difensiva. Che immagini troviamo qui? Troviamo immagini appunto dell'Italia che entra in guerra, sì, rispetto anche alle foto che si possono trovare negli anni successivi si vede uno spirito anche completamente diverso. L'Italia entra in guerra con uno spirito, ne esce sofferente, quindi attraverso questi schermi si può anche capire l'evoluzione emotiva della guerra, di tutte quelle idee, quei nazionalismi con cui si è entrati e poi la stanchezza che si può trovare nel 1918. Senti, e su questo tavolo leggermente in pendenza invece il visitatore che cosa trova? Ci sono sempre le foto suddivise in base all'anno, è una linea del tempo che va sempre dal 1914 al 1918 e tra i vari schermi sono riportati i fatti più importanti accaduti durante quell'anno, quindi può trovare tutte le cose più fondamentali che hanno caratterizzato questi anni di conflitto. Tu hai 25 anni, no? Sì. A scuola, secondo te, si parla abbastanza della Grande Guerra o si potrebbe fare di più? Secondo me si potrebbe fare molto di più, si potrebbe fare anche e soprattutto le scuole che sono del territorio dovrebbero conoscere di più i posti dove hanno combattuto, rendere più umana la storia, perché si parla di date, di guerre, di scontri, di eserciti, ma si parla poco delle persone, di quello che hanno dovuto subire o hanno voluto, insomma, perché alcuni ricordiamo che erano volontari, quindi no, si dovrebbe prestare più attenzione un po' a tutte le guerre. E su questo versante invece, qui si parla invece resto del Carlino, vedete che vengono citate le principali testate giornalistiche nazionali, l'offensiva austro-tedesca incomincia, essa ci trova saldi e preparati, l'importanza dei successi inglesi e francesi sul fronte occidentale, situazione ferma in Estonia, e qui si parla ancora del 1917 ovviamente. Sì, si parla del 1917, si fa, come anticipato anche prima, in tutti gli schermi si fa un excursus, diciamo,
comunque parlando di entrambi i fronti, quindi non solo dalla parte italiana. Ovviamente le testate giornalistiche sono in italiano anche per semplicemente il pubblico che viene a trovarci, e magari è maggioranza italiana, quindi per un dialogo più facilitato sono italiani, però si tende comunque a vedere entrambi i fronti e non soffermarsi solo su un egocentrismo, diciamo, e sulle truppe italiane, ma insomma sia appunto i tedeschi, anche i francesi vengono nominati, un po' tutto, si parla anche del fronte del tagliamento, quindi non solo di Re di Puglia, non solo dell'Isonzo. Una visione più ampia. Sì, esattamente. E questi sono pezzi da museo? Sì, questi sono pezzi da museo. C'è una mitragliatrice, ci sono anche le scatolette di legno dove venivano contenuti i proiettili, ma possiamo trovare anche un resto di una pala, come anche le scatole quelle più grandi dove venivano inserite varie ed eventuali. Chi è questo signore? Lui è Marino Catonar, è il coordinatore del gruppo rievocativo Monte Seibusi. Allora, io vado a Catonar, ma poi lo sentiremo anche più tardi. Lei porta una divisa impegnativa, Catonar. Sì, la mia è impegnativa, ma lo è anche per il fatto che il cuore batte da quella parte, nel senso che mio nonno era un soldato dell'imperatore, quindi ha combattuto sul fronte russo e poi alla fine della guerra è finito sul Trentino e lì è stato fatto prigioniero e poi fine di tutto. Ma è un problema della ricerca delle origini, cioè le nostre radici dove sono. Ecco, per questo motivo qua indosso questa divisa. Senta, ecco, lei parla delle origini. Abbiamo le idee chiare su questo, secondo lei, a livello di opinione pubblica? Diciamo è una cosa abbastanza difficile, nel senso che in particolare questa parte qua della regione è una parte che è stata attraversata da tutto e da tutti. Quindi diciamo che siamo un crogiolo di gruppi etnici, eccetera. L'importante però oggi è semplicemente di convivere assieme. E la divisa che vediamo in questo momento, indossata da? Allora, lui si chiama Sergio Minin. Lui praticamente rappresenta un fante del 97esimo reggimento Udine. Quindi è un soldato che era addetto alle bombarde, cioè oggi sarebbe il corrispondente di mortai pesanti. Ecco, appartiene alla quarta compagnia. Quindi se lui appartiene alla quarta compagnia vuol dire che il suo è il battaglione numero 1. Queste divise vanno indossate con grande rispetto. Come tutte quante le cose. Cioè decine, centinaia di altre persone ci hanno rimesso la pelle. Quindi se non altro in rispetto di queste persone, quando le indossi devi essere cosciente, se anche non siamo soldati effettivi, ma semplicemente vestiamo una divisa, ma solo per il fatto di avere quella divisa la devi rispettare come se tu fossi un soldato. Allora, su queste parole che devono farci meditare, noi ci fermiamo, poi parleremo anche con quel signore lì che si chiama Sergio Minin. Con Minin, perché adesso vogliamo spostarci, perché ci sono tante cose da raccontare e mostrare qui da Fogliano Re di Puglia. A tra poco. E ci siamo spostati, siamo sempre a Fogliano di Re di Puglia. Questo alle mie spalle è il cimitero austro-ungarico. Anche qui la Proloco ha delle responsabilità di gestione, ma ci sono degli storici che ci stanno aspettando. Io vorrei entrare
scambiare le prime parole con la Presidente della Proloco Lollis. Allora, spieghiamo perché anche questo è un altro luogo simbolico. Certo, ci troviamo dentro dal cimitero strongarico di Foglianori di Puglia, anche appunto è sempre sotto la nostra manutenzione grazie a questa convenzione con Onor Caduti e con il comune di Foglianori di Puglia. Io mi trovo con l'esperto Grande Guerra Giorgio Chan, che conosce benissimo questo luogo, adesso ci racconterà un po' la storia del sito, e poi mi trovo con Luigino Greggio, che è appunto sempre dei volontari della Proloco Foglianori di Puglia, e con Maurizio, che è sempre appunto del nostro staff di volontari che si dedicano alla cura di tutti questi siti e li rendono accessibili. Questo è un sito che è stato visitato anche dal Santo Padre. Esattamente, in forma privata, quando venne si chiese espressamente di poter accedere qui, si fermò in preghiera. Sì. Chan, allora, la Lollis l'ha dipinta come un esperto della Grande Guerra. Qui chi riposa? Qui riposano soldati dell'ex monarchia danubiana, quindi austro-ungarici. E questo cimitero era trascurato nel tempo. Molti anni fa l'allora nuovo sindaco di Fogliano, adesso non mi sovviene il nome data l'età ma mi verrà, Galbiati, ecco, vede, la CPU è quella che è, ormai non fanno più pezzi di ricambio. Allora l'ex sindaco Galbiati, vedendo questo cimitero che era pieno di erbacce, poi il cancello non si poteva entrare, decise che era ora di creare qualcosa di nuovo. Quindi cominciò a ripulirlo e poi si creò cominciarono a venire le autorità, che prima era trascurato, e cominciò a svilupparsi questa nuova amicizia con la Carinzia e soprattutto con i volontari, pompieri volontari stiriani, che mandarono i ragazzi durante le vacanze, venivano qua, ripulivano questo cimitero e poi ogni tanto andavano al bagno a grado. Senta, di fatto è stata data dignità a questi caduti? Sì, sono stati riportati alla vita, perché vedete, parlare di un soldato ignoto significa cancellare la sua esistenza. Guardando queste targhette, chiaramente la persona rivive. E il cimitero poi ha subito varie modifiche, è molto strano, sembra, non c'è niente di sicuro fin quando non si ha un documento, chiaramente. Sembra che abbiano cominciato gli italiani a seppellire i caduti austriaci del Carso, chiaramente prigionieri, feriti, eccetera. Poi, dopo Caporetto, gli austriaci hanno cominciato a riorganizzare i cimiteri e quindi probabilmente anche questo è stato riorganizzato dagli austriaci. Finita la guerra è intervenuto il commissario generale Onor Caduti, allora si chiamava commissario generale Onoranze Caduti, e hanno ristrutturato questo cimitero dandogli anche una certa organizzazione. Per esempio il cimitero è diviso, intanto qui riposano 14.500 soldati dell'ex monarchia danubiana. 2.400 sono noti, anzi 2.406 perché c'è un nostro paesano che ha tradotto l'elenco dei caduti proprio in forma digitale, quindi facilmente consultabile, e il resto sono ignoti. Senta, lei sicuramente avrà incrociato lo sguardo dei parenti che sono venuti a fare visita a queste persone o no? È molto difficile, chiaramente può succedere, è già successo, però vede, mentre finita la guerra le madri, i soldati andavano a trovare i loro commilitoni, per questi qui venire dall'Ungheria, finita la guerra nel 19, era quasi un viaggio impossibile. Poi subentra la cortina di ferro, dopo la seconda guerra mondiale, quindi non se ne parla neanche, per cui questi adesso appena un paio d'anni è meta continua di pellegrinaggi di gente, per esempio gli ungheresi. Il cimitero è diviso in 4 settori, anzi la dicitura corretta dell'elenco è riquadri. Il riquadro C, che è questo, e sono tutti ungheresi. Tutti ungheresi? Qui sono tutti ungheresi, il riquadro C, mentre l'A, il B e il D è un mix dei soldati dell'ex monarchia. Quindi c'è anche gente, c'è uno
consultando ieri l'elenco, proprio per rinfrescare un po' la memoria, c'è uno che è nato a Trieste. Da quanti anni avevano questi ragazzi? Questo non lo sappiamo, perché mentre in Italia esiste l'albo d'oro caduti in Grande Guerra, probabilmente esisterà uno simile in Austria, ma per l'Austria. Ci sarà uno simile probabilmente in Ungheria, ma chi va a consultarli? E poi sa, il tedesco ancora, ma l'ungherese diventa una lingua quasi impossibile per noi. Quindi chiaramente è difficile quantificare l'età. E poi un'altra cosa curiosa, se lei guarda, secondo la data di morte sono morti nel 18. In realtà non è vero, perché su certi esiste la data di morte, ma su certi, tantissimi sono nel 18, perché sono stati riesumati. Quindi la data che vedete lì non è la data di morte, ma la data di esumazione. Grazie Chan, grazie di cuore. Allora Lolis, noi adesso abbiamo altre persone da avvicinare, da intervistare. Presentamele tu. Sì, abbiamo i nostri volontari, come dicevo prima, a cui è affidata la manutenzione dei siti, nonché la realizzazione di tutti gli eventi come Proloco portiamo avanti durante l'anno. Quindi abbiamo appunto un nuovo direttivo in cui sono confluiti anche dei giovani, ma questa è la nostra parte storica, diciamo i nostri appunto volontari, quelli proprio storici. Come si chiamano? Sì, abbiamo Luigino e Maurizio. Allora, Luigino, venga da questa parte. Ecco, parliamo di manutenzioni. Prima Chan ci ha detto che questo era un sito in condizioni impresentabili. Sì, è vero, anche se io quella volta non c'ero ancora, e poi piano piano con i ricambi appunto di noi volontari teniamo durante l'anno l'erba, qualche piccola manutenzione su altre cose, e lo teniamo insomma agibile per le varie delegazioni che arrivano dall'Ungheria o dall'Austria e avanti. Vado un attimo un'altra volta dalla Presidente del Proloco. Li vedete? Quelli sono i rievocatori, no? Sì, figure tradizionali che appunto accompagnano le nostre attività, ormai sono una parte insostituibile degli eventi, anche appunto non solo per il valore storico, quindi per il ricordo come avviene in questo sito, ma anche appunto proprio per le informazioni che riescono ad andare sul vestiario di guerra, su tutto quello che era la vita di trincea, come sappiamo appunto estremamente difficile, e quindi possono dare un quadro generale di quelle che sono appunto erano proprio le cose caratterizzanti del tempo. Andiamo dall'altro signore che si chiama? Maurizio invece, sempre dei nostri volontari. Maurizio, lei porta questa giacca con questo colore sgargiante che di fatto rappresenta il vostro entusiasmo. Esatto, noi siamo contenti e felici di portarla e siamo felici anche di collaborare con la Proloco. Siamo volontari e teniamo il più possibile bene il cimitero e altre varie cose. Senta, quante volte viene in questo sito? Dipende il tempo, come cresce l'erba, anche 2 volte al mese, 3 volte al mese teniamo pulito, tagliamo l'erba e cose. È un sito al quale bisogna voler bene. Sì, esatto, perché qua sono caduti e bisogna onorare anche quelli, anche se non sono italiani, però sono nostri fratelli. Sono fratelli, vedete questo termine piuttosto ricorrente. Le chiedo, ma qualche ungherese di quelle che è venuto in visita qui vi ha detto grazie per quello che fate? Molte volte, sì. No, l'entusiasmo che vedono, poi restano ammirati, appunto, noi cerchiamo appunto in quei frangenti di pulire il più possibile, tenere pulita anche chiamiamolo altare, quello che si può dire, no? In modo che insomma si presenta sempre molto bene e c'è veramente anche nei loro occhi il grazie per questa cosa. Insomma. Marta, che scambi avete avuto o avrete con la comunità ungherese? Ma allora, ad esempio, per ricordare proprio questa visione internazionale, no, diciamo anche europea del conflitto, mi riallaccio al memorial che abbiamo realizzato a conclusione del centenario nel 2018, qui solitamente l'11 novembre alle ore 11, quando ci fu proprio la chiusura ufficiale in Europa della Grande Guerra, noi qui deponiamo con le scuole proprio appunto una piccola candela a segno appunto proprio del nostro ricordo che va a tutti i caduti. Quindi questo è un po' il nostro pensiero, il nostro modo di lavorare.
Ecco, voi vedo che in questo dialogo che stiamo intrattenendo da qualche minuto nominate spesso le scuole, sono un humus fondamentale. Sì, perché noi lavoriamo nel segno proprio di promuovere la conoscenza dei fatti e dei luoghi, soprattutto alle nuove generazioni. Questa è la chiave per lo sviluppo futuro della nostra società. I giovani di oggi sono estremamente ricettivi, sono molto social, però allo stesso tempo credono appunto nella storia del loro territorio, sono curiosi, vogliono conoscere. Da cui partiamo per sviluppare appunto una rete di relazioni anche tra di loro sempre più ampia. Ecco, magari proviamo e chiuderemo questa parte, ci incamminiamo verso quella che di fatto è l'altare. Certo, il luogo appunto delle celebrazioni, del ricordo, della memoria, qui appunto con le varie delegazioni, anche con la Croce Nera, approfittiamo appunto di questo sito proprio per onorare la loro memoria. Ecco, questo sito voi ce l'avete in gestione da quanto, Marta? Allora, io sono qui dal 2014, ma la convenzione è di molti anni precedente, viene rinnovata appunto annualmente, però diciamo che c'è un'ottima sinergia tra amministrazione comunale e Onor Caduti. Ora abbiamo un nuovo direttore, il tenente colonnello Massimiliano Fioretti, che è sempre attento alle nostre esigenze, alle esigenze del territorio, il sindaco allo stesso modo, e quindi si riesce a creare un'ottima rete di collaborazione. Quella che vediamo là in fondo è proprio la croce, no? Esattamente, è proprio la croce, quella che rappresenta il sito, che è luogo di memoria e di commemorazione. Ecco, e vedete nelle immagini del nostro Paolo Bassi con quanta cura e con quanto rispetto, quante persone riposano qui? Allora, abbiamo circa 15.000 tra caduti appunto noti ed ignoti, ci sono state anche delle aggiunte, qualche sepoltura recente, vedremo appunto se ci sarà ancora qualche aggiunta poi nel tempo. E vedete qui Pietà Fraterna dell'Italia raccolse nella luce dell'ignoto 7.000 prodi dell'esercito austro-ungarico caduti per amore di patria, e qui vedete che ovviamente c'è anche la traduzione in tedesco per i visitatori che vengono a rendere omaggio a questi ragazzi caduti così prematuramente. Noi ci fermiamo perché abbiamo altro da raccontarvi qui da Fogliano Re di Puglia. Quarta parte dello scrigno, ci siamo spostati ancora, c'è già Elisa De Zan che ci attende, che sa molto di questo luogo, ma intanto per introdurre l'argomento il vicepresidente della Proloco di Fogliano Re di Puglia ha preparato un filmato che ci fa vedere in una giornata, in una splendida giornata di sole, la Dolina dove ci troviamo. Le immagini sono dall'alto.
Abbiamo visto quest'area dall'alto, adesso ve la facciamo vedere dal basso. Vedete su questo albero una freccia che indica che di là c'è l'ospedale militare. Alle spalle di Paolo Bassi ci sono quelle caverne, poi Elisa De Zan ci dirà che cosa sono. Questo è il luogo probabilmente più simbolico della Dolina e la De Zan è qui ad attendermi. Buonasera Elisa. Buonasera a voi. Allora Elisa, dobbiamo dire intanto tu sei originaria della zona? Sì, abito a Sagrado e questo è anche il mio Carso. Di fatto tu sei un'esperta per volontà tua. Sì, mi sono accostata alle tematiche storiche per interesse personale. Abitando qui nella zona mi faceva piacere capire meglio cosa il territorio presentava. Le tracce della Grande Guerra sono un elemento che non caratterizzano, ma sono fortemente identificative del nostro territorio. Sono elementi la cui lettura ci permette di capire cosa è successo qui. Mi faceva piacere approfondire e così ho fatto. Ecco, Elisa, questo che cos'è? Sì, allora contestualizzo brevemente. Noi in questo momento ci troviamo sul fondo della Dolina dei 500, siamo sul Monte Seibusi, è molto interessante come sito perché è un sito ricco. Ci permette di notare diverse tracce. Davanti a noi abbiamo ciò che rimane del complesso legato al monumento relativo ad una fossa comune. La Dolina dei 500 trae il suo nome dal fatto che qui era ospitata una fossa comune di 500 uomini. La targa che ancora oggi sopravvive, si può leggere quasi totalmente, ci riporta anche una datazione dell'ottobre del 1916, ci riporta le unità le cui perdite insomma entrano poi a far parte dei caduti sepolti qui, e abbiamo anche l'autore citato. Le foto storiche che sono state rinvenute di questo sito mostrano anche come procedeva, o meglio come si sviluppava il monumento che abbiamo dinanzi agli occhi. Era sovrastato da una croce con al centro una testa di Cristo. Ma questo sito è ricco anche per altri motivi, in parte riconducibili all'epigrafia di guerra. Oltre questa testimonianza ne troviamo altre sul fondo di quella struttura. Possiamo andare vicino per vederle meglio. Ecco, Elisa, dobbiamo dire che sopra le nostre teste cosa troviamo? Sopra le nostre teste troviamo il Carso, troviamo oggi una vegetazione che non è quella del tempo, una vegetazione che in parte rende anche difficile la lettura di questi siti, una vegetazione che proprio nel periodo che avete scelto per le riprese inizia a dare il meglio di sé. Nel senso che tra poco il somaco, lo scotano, questo cespuglio così presente qui, inizia ad avere la sua colorazione più suggestiva. Alle nostre spalle stiamo vedendo anche una delle due bocche di questa galleria a forma di lettera U. Ricordiamo che sul Carso durante il conflitto i soldati hanno sfruttato la presenza di cavità naturali notevolissime e numerosissime, in altri casi hanno poi provveduto alla creazione di gallerie vere e proprie con scavo artificiale. Questo che luogo è? Allora, sempre qui presso la Dolina dei 500, dinanzi a noi abbiamo ciò che rimane di una struttura sanitaria. Ricordiamo che questo luogo ha avuto una sua vocazione sanitaria, che un iniziale posto di medicazione nel corso del conflitto ha avuto una sua evoluzione, un suo sviluppo, ed è quello che noi vediamo oggi come rimanenza. Faccio notare un particolare interessante: oltre al decoro su questa sorta di pedana e ai pulisci scarponi posizionati in corrispondenza degli usci, c'è poi un'altra testimonianza ancora di epigrafia molto interessante. L'epigrafia è preziosa perché ci permette la ricostruzione e la contestualizzazione. Andiamo da questa parte. Ecco, questo che cos'è? Questa è
una iscrizione che riporta i nomi del personale sanitario che operò qui presso questa dolina, che fu attivo qui presso questa dolina. Alcuni nomi, Parise, Baudino, Franzoni, si leggono ancora oggi per intero, e questa iscrizione può essere poi abbinata, sempre in termini di testimonianze epigrafiche, anche con il fregio dei bersaglieri che troviamo lì a fianco, che ci riporta poi anche in particolare riferimento alla compagnia degli zappatori. Le doline sono dei microcosmi, sono degli sprofondamenti del terreno che durante il conflitto sono stati utilizzati per motivi diversi. Vi leggo un paio di righe scritte dall'ufficiale del Genio Paolo Caccia Dominioni, che relativamente alle doline in generale si esprime con queste parole molto esplicative. La dolina è ospedale, cimitero, mensa, comando, ufficio. In dolina si telefona, si canta, si bestemmia, ci si muore. Si va in dolina a parlar male dei superiori, a vedere per l'ultima volta l'amico che 5 minuti fa stava benissimo e parlava di andare in licenza, ma che la pallottola sperduta o la scheggia hanno fulminato mentre accendeva la pipa. Quindi in queste poche righe si capisce qual è la funzione, no, della dolina. Esatto, la dolina è stata sicuramente un punto di ricovero, un rifugio, è stata cimitero, abbiamo visto all'inizio che ospitava questa fossa comune, è stato un continuo divenire per quanto riguarda ciò che è successo qui in questo luogo, così come anche in molte altre doline del Carso. Ecco, e la conservazione di questi luoghi? Sì, la conservazione di questi luoghi è qualcosa di importantissimo per noi oggi. Entriamo appunto nella memoria della Grande Guerra, una memoria che attraverso testimonianze concrete e tangibili si fa eloquente. Oggi la visita in questi siti della Grande Guerra, può essere compiuta in diversi modi, a diverso livello. Sono previsti in questi siti da parte della Proloco di Fogliano Re di Puglia dei servizi di accompagnamento specializzato attraverso gli esperti siti Grande Guerra, che permettono al visitatore di contestualizzare o di approfondire tematiche legate al conflitto. Ma questi siti si prestano anche ad altro. Con piacere ricordo nel dettaglio una manifestazione, Luci e Ombre della Grande Guerra, che ormai da più di 15 anni ospita questo sito. Molto suggestivo, si svolge nel mese di luglio e ogni giovedì di luglio la dolina si anima. La sera, quando ormai le luci naturali si spengono, i camminamenti vengono illuminati con tubi di luce, e qui sul fondo di questa dolina, che è un fondale naturale meraviglioso, si tengono spettacoli, serate con intervento di giornalisti, approfondimenti, ma anche eventi musicali. E questo è un modo, secondo me, molto interessante di avvicinare il pubblico a questi siti. Non si tratta di intrattenimento, ma si tratta di raccontare la storia della Grande Guerra anche attraverso altri canali. Ecco, e Elisa, abbiamo visto i numeri, abbiamo dato prima i numeri delle visite. E questo è un luogo molto visitato. Sì, è un luogo molto visitato, oltre che dai turisti privati, dalle scuole. Al di là di questa parentesi legata, no, a questi anni così diversi dell'epidemia, la Dolina dei Bersaglieri, il Sacrario militare italiano, piuttosto che il Colle del Sant'Elia, sono luoghi in cui arrivano molte scuole. È molto utile per i ragazzi poter vedere dove si collocano gli eventi della Grande Guerra, che magari hanno studiato attraverso le pagine dei loro libri. E la Proloco, da questo punto di vista, da diversi anni porta avanti un progetto didattico, si chiama Storyteller, giunto ormai a molteplici edizioni. Ogni anno il tema è diverso, va sviscerato, va approfondito attraverso interventi di diverso tipo. Il tema di quest'anno è proprio legato ai confini.
Più generalmente lo storytelling è un progetto che si occupa di raccontare ai ragazzi la storia della Grande Guerra e la storia sociale della Grande Guerra, quindi partire dall'evento militare per poi raccontare la storia degli uomini, e questo è un approccio che premia, c'è partecipazione e questi temi diventano anche più, passatemi il termine, allettanti per i ragazzi che possono riavvicinarsi alla tematica storica. Grazie Elisa Tezzani. Prego, a voi. Allora noi adesso ci fermiamo, ricordiamo questo è l'ingresso. Questo è l'ingresso di una galleria a doppia uscita. Lo scavo è artificiale, come si può vedere da segni di questo tipo. Bene, noi ci fermiamo e ritorniamo qui perché abbiamo un altro angolo di Fogliano di Re di Puglia da mostrarvi. E sotto questo ciliegio selvatico, se mi sbaglio, mi perdonerete, sono con l'architetto Silvio Stock. Ci siamo spostati, architetto, dove siamo? Siamo sulla trincea di prima linea italiana fino alla sesta battaglia dell'Isonzo. Il nome che viene dato attualmente è Trincea Mazzoldi, anche se in realtà è la prosecuzione della Trincea Mazzoldi ed è la Trincea Giraub. I nomi vennero dati dai soldati in ricordo di alcuni caduti che avvennero durante le battaglie dell'Isonzo. In particolare il Mazzoldi cadde nel novembre del 15, quindi verso la fine della quarta battaglia dell'Isonzo. Giraub era un colonnello e cade già nell'agosto del 15. Senta Stock, che cosa hanno ospitato dal punto di vista bellico questi luoghi? E questi luoghi c'è una sovrapposizione continua che avviene a partire dai primi attacchi alla base del Carso per concludersi, diciamo, come popolazione che frequentò questi luoghi proprio con la battaglia di Caporetto. Tutta questa popolazione militare lasciò parecchie tracce durante le loro fasi di permanenza e si possono vedere proprio sui manufatti. Ecco, c'era una parte più vulnerabile e più resistente in queste aree? Ecco, diciamo, essendo una zona rocciosa pianeggiante, il riparo era dato dallo scavo della trincea. All'inizio erano ripari piuttosto precari, soprattutto per le truppe italiane che dovevano attaccare, poi man mano vennero rinforzati. Quando dopo la sesta battaglia dell'Isonzo il fronte avanzò, ecco che qui arrivarono altri soldati e in retrovia fortificarono ulteriormente queste trincee come linea arretrata. Quello che vediamo noi appunto è la sedimentazione progressiva di tutti questi lavori. Quanto lavorarono per creare questo sito? E lavorarono in modo continuativo anche 24 ore al giorno, alternandosi con dei cambi più o meno frequenti, portando via i materiali di detrito, portando, come vedete, il calcestruzzo, l'acqua per realizzarlo e così via. Ecco, senta, qui gli attrezzi quali erano? Ecco, quando c'era la prima linea gli attrezzi erano il picconcino da trincea e la paletta, poco altro. Senta, lei fa l'architetto, ma qui c'è qualcuno che ha progettato qualcosa? Esatto, il progetto parte dal 2001, quindi è uno dei primi progetti realizzati nel Friuli Venezia Giulia, assieme a quello dei Plans nella Valdonia, con i finanziamenti regionali che addirittura anticipano di un anno la legge nazionale, la famosa legge 14 del 2000, che poi progressivamente si trasformerà fino al 2013 con la legge 11 per la valorizzazione dei siti anche in funzione della Grande Guerra. Questo sito nasce, diversamente da altri dove si pensa di valorizzare scavando, ripulendo le trincee per poi pensare agli interventi e gli eventi da realizzare, in modo opposto. Quindi ai tempi della Proloco del nostro compianto Franco Visintin, ecco, c'era l'idea di non soffermarsi o far vedere al turista, al pubblico, solo il sacrario, ma anche far vedere i campi di battaglia e realizzare anche degli eventi proprio sui campi di battaglia. E il progetto nasce in questo senso. Viene individuata la dolina di Bersaglieri,
e viene fatto un primo intervento di un team di 3 architetti, Sdrauli, Stacco e Stocco, che serve il sottoscritto, e poi man mano nel tempo all'occorrenza ecco che il progetto viene ampliato alle 3 doline, e poi l'occasione di far vedere questa trincea, in particolare quella il tratto alla mia sinistra, avviene in brevissimo tempo per la necessità di Alberto Angela di realizzare Ulisse, e quindi a cura anche della provincia viene ripulita questa trincea lunga una ventina di metri. Senta, progettare senza sconvolgere. Ecco, il progetto non significa costruire, ma addirittura è un progetto di inverso, quindi di ripulire, e attraverso la pulizia accorta, in primis come si vede della vegetazione e poi dei detriti, ecco, si evidenziano alcune tracce. Il progetto lavora, perché è sempre work in progress, in questo modo. Che cosa resta da fare? Resta da fare ancora parecchio, diciamo. La cosa principale è da valutare il progetto rispetto alla gestione e alla manutenzione, che è molto importante. Il lavoro viene fatto soprattutto con volontari e l'obiettivo è di rendere percorribile questo tratto di trincea, la trincea Mazzoldi, Girau, eccetera, fino a collegarsi alla dolina dei Bersaglieri, che è più in là e alquanto vicina. Può spiegare quest'area? Ecco, alla mia destra c'è questo altro tratto di trincea che risulta anche ripulito, e questo è opera dei volontari attivati dall'ISIS di Cervignano ormai da 5 anni, che quindi gli studenti fanno un'attività di scuola-lavoro e puliscono man mano grazie all'ANA, alla sezione di Palmanova e il gruppo di San Giorgio di Nogaro. Senta, per lei fare questo lavoro in questi luoghi che cosa significa? E per me è un coadiuvare l'interesse fin da quando ero piccolo al lavoro di architetto, quindi si compenetrano le due cose, diciamo è un'attività full time che si integra completamente. Lei è della zona? Io sono di Trieste, però ecco, da piccolo sempre iscritto al CAI, quindi sempre andato in giro in ambito non direi regionale ma Alpe Adria, quindi Slovenia, Italia e Carinzia, e quindi approfondendo all'inizio dal punto di vista escursionistico, ma poi essendo interessato ai beni culturali, ecco, approfondire il territorio anche da questo punto di vista. Grazie architetto Stock. Io dovevo qualche parola all'altro rievocatore che abbiamo conosciuto, me lo presenti lei? Allora, lui si chiama Minin Sergio. Allora, Sergio Minin, l'abbiamo vista prima alla Regia Stazione, mi può descrivere la sua divisa? Beh, questa è una divisa del 14-18, della Prima Guerra Mondiale, classica grigio-verde, no, dell'esercito italiano. Io sono come si dice, no, normale, è un... sì, bon, no, bon, insomma, no. Mortaista? Sì, bon, il disegno sì, va bene. Bon, questa è la classica, bon, questa c'è come si chiama, la tascapane, sono le portamunizioni. Senta, quant'è che fa parte di questo gruppo? Sono 4 anni, 5 che sono dentro con questo gruppo qua. E come, prima di far parte di questo gruppo, come guardava questa realtà? Non lo so, era una novità, diciamo. Prima neanche non pensavo, no? Perché col lavoro, quell'altro non si pensava tanto. Dopo, adesso che è in pensione ha più tempo. Adesso ho più tempo, ho cominciato col treno storico e dopo mi piace. E, insomma, oltretutto, oltre che fare quel rivocatore, solo anche quella Proloco di Fogliano, così facciamo un po' di tutto. Lei è della zona? Da Turiaco. Quindi è vicino? Fogliano, sì, 5-6 km da Fogliano. Senta, io questa domanda l'ho fatta al sindaco di Fogliano. Quando passa davanti al sacrario che vedremo fra pochi istanti, che pensieri fa? Sono pensieri un po'... non so, è una cosa un po' particolare, perché vedi tutti questi morti, purtroppo sono morti per niente, diciamo, in bel senso della parola, perché tutti questi morti non serviva. È una guerra fatta, come si può dire, per niente.
perché alla fine abbiamo perso tutto quello che solo alla gente poi sono morti figli, genitori, per cosa? Allora, Una cosa inutile, diciamo, nel senso della parola. posso chiederle, voi avete bisogno di rievocatori? C'è spazio ancora? Abbiamo assolutamente bisogno di rievocatori per un motivo estremamente semplice, perché le persone diventano di anno in anno sempre più vecchie e di conseguenza gli anni vanno avanti, gli acciacchi li seguono e quindi servirebbero tanti ragazzi, ma anche non solamente ragazzi, anche persone diciamo abbastanza normali, le persone normali anche della strada. Dopo ci pensiamo noi a formarle, a insegnare loro che cosa fare, insegniamo anche le divise, eccetera, eccetera. E poi è l'unica strada per coprire questo vuoto che pian piano diventa inevitabile. Senta, lei ha detto voto, si è corretto, ha detto vuoto, ma si parla di voto quando si chiede una grazia a chi ci sta sopra. Certamente questo. Di fatto la vostra è una missione, quella di portare avanti questa tradizione, Certo, no? questo sì, ma rievocatore una persona la diventa quando comincia a comprendere tutto il problema, che soprattutto bisogna far rivivere questa attività qua, perché altrimenti tutti questi ragazzi che sono morti con l'oblio morirebbero 2 volte. Allora per mantenerli costantemente nel nostro cuore bisognerebbe continuare la nostra attività. Grazie mille, noi adesso ci fermiamo e credo che adesso andremo nei pressi del Sacrario e vogliamo chiudere questa puntata dello Scrigno, ma credo che da queste parti torneremo perché non abbiamo raccontato tutto, c'è ancora molto da raccontare. Andiamo in pubblicità. Sesta parte dello Scrigno è una vigilia importante per Fogliano di Re di Puglia, ma un po' per tutto il Friuli Venezia Giulia, perché ci sarà la consueta cerimonia. Sono con il colonnello Massimiliano Fioretti, che è il direttore del Sacrario di Re di Puglia. Lei ha un grande ruolo e una grande responsabilità. Sì, decisamente. Io sono il tenente colonnello Fioretti, come ha detto, sì. Diciamo che uno dei compiti principali è quello del culto della memoria. Quindi abbiamo sicuramente l'esempio lampante, il sacrario più importante d'Italia, il Sacrario di Re di Puglia. Il principale compito, il nostro compito, è quello del culto della memoria. Il culto della memoria nel ricordo, diciamo, dei caduti, che qui sono parecchi, sono 100.187, di cui più di 38.000 noti e 60.000 ignoti. La custodia appunto il culto della memoria per far sì che diciamo, le nuove generazioni non commettano gli stessi errori del passato, insomma. Senta colonnello, ma le nuove generazioni, visto che ante Covid qua sono passate veramente migliaia di scolaresche, quanto sanno secondo lei? Ma penso che sappiano a sufficienza, però penso che sia importante venire in questi posti e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio di pace, perché alla fine dei conti questi luoghi sono luoghi sicuramente di profonda meditazione e di pace, insomma. Ecco, è stato riaperto il 14 di agosto dopo una lunga chiusura questo sito. Sì, è stato riaperto finalmente il 14 agosto e adesso è quasi completamente aperto, diciamo fino al 22esimo gradone. Ecco, perché fino al 22esimo? Perché dobbiamo ancora completare dei lavori e siamo in fase definitiva, insomma, in fase conclusiva. Ecco, colonnello, lei è friulano? Sì, io sono di Palmanova, nato e cresciuto a Palmanova. E il suo cognome porta?
Il mio cognome è Fioretti perché il papà di mio papà, venne a combattere la prima guerra mondiale qui, conobbe la nonna che era di Tricesimo e da lì insomma tutto è partito. Non è una domanda casuale perché mi ero informato e quindi so che lei ci tiene molto a questa cosa, va molto orgoglioso. Sì, sono molto orgoglioso, ma anche dalla parte della mamma c'è sempre una tradizione militare perché il nonno proveniva dal sud e poi conobbe la nonna e da lì insomma grosso modo ecco come tanti qua in Friuli Venezia Giulia si sono fermati e si sono stanziati. Senta, la manutenzione, perché è una struttura piuttosto grande. Allora, le manutenzioni sono molto importanti, noi le svolgiamo annualmente in tutti i siti, manutenzione, sorveglianza, la custodia, sono tutte attività che rientrano nei nostri compiti istituzionali. Ecco, è una domanda che ho rivolto prima al sindaco di Redi Puglia. Cosa pensa quando passa davanti a questo monumento? Ma io quando passo e passo giornalmente, spesso e volentieri faccio tutti i gradini, io ce n'ho 10 di Fioretti sepolti qui, non so neanche se sono parenti, però rifletto molto, mi fermo, leggo i nomi, i cognomi e spesso e volentieri i brividi sono tanti, insomma. È un luogo dove ci si ferma e si riflette, almeno un attimo ogni giorno. E da friulano lei è di fatto il principale custode di quest'area? Sì, è sicuramente una grande responsabilità e ripeto, non c'è soltanto Redi Puglia, noi abbiamo la custodia di diversi siti che partono dal cimitero austro-ungarico di Auresina e Prosecco e arrivano fino a Timau per poi passare qui a Fogliano Redi Puglia, a Palmanova, addirittura a Caporetto, perché abbiamo anche la custodia dei nostri caduti in territorio straniero, come peraltro lo facciamo per i caduti che una volta erano o avversari o alleati, insomma. Ecco, le persone che vengono qui che cosa vi chiedono? Ma chiedono spesso e volentieri informazioni sui caduti. Noi difatti abbiamo un altro compito, quello di divulgare informazioni sulle sepolture, perché chiaramente non ci sono soltanto i sepolti qui a Redi Puglia, come dicevo, ma anche a Oslavia, ce ne abbiamo 57.000, tra l'altro sono sepolti anche caduti austriaci e austro-ungarici. Quindi insomma le informazioni le diamo spesso e volentieri e chiedono informazioni di questo tipo. Colonnello, io la ringrazio per la sua presenza, le auguro un buon lavoro e ovviamente visto che è friulano dico mandi. Mandi a Duci. Grazie al colonnello Fioretti, noi adesso ci spostiamo di qualche metro e ci ritroveremo ancora una volta con il sindaco di Fogliano Redi Puglia per i saluti finali. E chiudiamo questa puntata dello Scrigno dal posto ristoro che si trova proprio davanti al sacrario di Redi Puglia. Sono ancora con lo storico Todero che è a fianco a questa vetrina di cimeli. Sì, una vetrina di cimeli sono cose a disposizione del pubblico qui appunto nel posto di ristoro della Casa Terza Armata, in modo da potersi anche portare a casa volendo qualcosa di questa grande guerra, qualche ricordo tangibile che rimanga di quella che può essere stata una giornata di visita ai campi di battaglia, agli antichi campi di battaglia e soprattutto al sacrario e alla zona del Colle Santeria. Una visita che è sempre estremamente emozionale, direi, quando condotta e accompagnata da qualcuno che riesca a spiegarti, che riesca a raccontarti le cose. Il Colle Santelia con i suoi ricordi oggi di bronzo di quello che fu il primo cimitero degli Invitti, Invitti della Terza Armata, no? Sul colle, che prende nome da una chiesetta che non c'è più da più di 100 anni su quella cima, e poi appunto il Sacrario, il più grande cimitero militare in Italia, con tutti i suoi dettagli, con quella via eroica di ingresso che ci accompagna verso la tomba del Duca d'Aosta e verso i 22 gradoni, che oggi come oggi possiamo leggere con un simbolismo diciamo maggiorato, ampliato, un po' come la realtà virtuale, perché quando passiamo nella via eroica vediamo a terra i nomi degli
qualità di combattimento del Carso e troviamo Castagnevitta, troviamo le quote, troviamo la stessa quota 118 del Monte Seibusi e sono luoghi che da un lato venivano attaccati e dall'altro ovviamente venivano difesi, la guerra si fa almeno in due, quindi ecco che anche la via eroica diventa un ricordo comune, un ricordo di tutti, così come il Sacrario ci ricorda i 100.000 caduti lì sepolti, età media 24 anni, cosa che non bisogna mai dimenticare di citare, e dall'altra parte della strada, il cimitero austro-ungarico dove siamo passati prima con i racconti di Giorgio. Senta Todero, quegli ignoti, quelle migliaia di ignoti, secondo lei rimarranno ignoti o hanno la possibilità di essere identificati? No, ci sono tantissimi problemi, cioè gli ignoti che sono qua rimarranno necessariamente ignoti perché ormai non sono più salme composte, nemmeno ossa accoppiabili per poter creare una ricerca. Talvolta sì, è possibile riconoscere dei soldati ignoti che si sono trovati negli ultimi anni nei ghiacciai o in altri territori già campo di battaglia, aiutandosi un po' con le piastrine di riconoscimento, con gli indumenti che avevano, talvolta anche delle ricerche molto complicate, peraltro tramite il DNA. Ecco, senta, se dovessimo invitare, perché venire a Re di Puglia? Perché è il luogo simbolo della Grande Guerra, è il luogo dove tutto comincia e dove tutto in qualche modo finisce. Quest'anno, nell'anno del centenario del viaggio del Milite Ignoto, anche Re di Puglia ha una sua veste proprio con i suoi 60.000 ignoti ricordati sull'ultimo gradone del Sacrario. Allora, grazie a Todero per i suoi spunti di carattere storico. Io vorrei chiudere con il sindaco di Fogliano Re di Puglia e guarda caso, neanche ci fossimo messi d'accordo, c'è un tricolore. L'ha messo apposta lei? Sì, è tutto premeditato, senz'altro. Confermo. Ecco, senta, questo è un luogo dove, per non dimenticare, l'ho chiesto poco fa a Todero, perché venire a Fogliano? Mi riallaccio a quello che ha già detto Roberto Todero, effettivamente è un luogo che sta saldo nella memoria di tutti noi, deve essere così e soprattutto dobbiamo portare qui i ragazzi. Perché da questo punto di vista anche le varie associazioni e la Proco stanno lavorando proprio per portare le scolaresche, perché è da lì che partiamo, anzi da lì andiamo avanti poi. Il ricordo e la memoria sono parole che ripetiamo sempre, ma dobbiamo veramente dare il giusto peso a questi termini, e qua sono due termini che valgono veramente tanto, hanno un grosso peso. Come ci salutiamo? Ci salutiamo così amichevolmente, io le dono questo piccolo carro armatino, così è una piccola riproduzione a memoria di questa nostra mattinata insieme, così ogni volta lei se lo mette sulla scrivania, ogni volta che passa lì davanti o si siede si ricorda di noi. Eccoci. Grazie Sindaco. Speriamo appunto che questi rimangano solo dei souvenir, che insomma i mezzi militari servano solo per fare delle esercitazioni, ma mai più per entrare e essere utilizzati su campi bellici o di guerra. Grazie al nostro Paolo Bassi che ha esplorato assieme a noi il panorama che caratterizza la zona di Fogliano Re di Puglia, viaggio iniziato nel Regia Stazione e poi fino qui al luogo più simbolico, ovvero sia il Sacrario. Torneremo da queste parti, l'ho già detto prima, proprio perché è un'area ricca di spunti storici che meritano di essere valorizzati e raccontati. Grazie di cuore e alla prossima.